ci seusu, ci devo fatta, senza isi. Oggi questa sala è bella prena, ci caisi alloggio, cadira, casesu incommenzendi, seusu a Sardegna VIII disi, de Tra Sardo e Profano, edizione di Occanno e su Festival dell'Associazione Symponia, e su Festival che ho pinnegai a pari sa musica sarda con sa musica de tutto sul mondo. Occanno pure in questa edizione ci tenevo su ospiti strangi, su della Spagna, Irlanda, Scozia, e sardos, manca dunai, meris del domo, poi commenta appena prima, funti sardos, che si funti attovienti con suonatori e artisti di tutto il mondo. Incominciavo con due artistas strangas, europeas, arpistas, avete fatto questa cosa, si usa amicaus a pari con su Festival Arpe del mondo, che è Ghiau del Raul Moretti, modo serio si presentare questo progetto. E si indavettiu questi artisti, che sono un arpista della Scozia e un arpista dell'Irlanda. Si dà spazio a presentare dei subito i nomi, sono difficili e malo a pronunciare. Vieni Raul Moretti, è il direttore artistico di Arpe del Mondo, questo festival meraviglioso che ci fa conoscere artisti meravigliosi come quest'anno, e con questo gemellaggio col nostro festival anche oggi sentiremo bellissime cose. Allora, chi è la prima artista? Allora, la prima artista che avremo ad esibirsi qua sul palco è Cheyenne Brown, dalla Scozia, ma nativa dell'Alaska, e questo ha creato un bel connubio musicale, perché quello che sentirete sarà un crossover tra la musica scozzese tradizionale, ma anche un imprinting sul bluesgrass. Quindi anche una tecnica che ha sviluppato per questo repertorio molto personale. Ci conosciamo da un bel po' di anni, conosciuti in giro per vari festival, che è un po' anche quello che mi porto in dotazione ogni volta per creare Arpe del mondo, la possibilità di poter incontrare le persone prima degli artisti, e quindi sapere che poi quando torniamo qua, cioè quando li invitiamo qua in Sardegna, si crea sempre questa magia speciale di incontro, e come succede dall'anno scorso con l'incontro Arpe del mondo e Tra Sardo e Profano, e siete qua a testimoniarlo stasera con la sala piena. E questo, lei appunto, ci siamo conosciuti, mi ha subito colpito, erano 4 anni forse che cercavamo di trovare la combinazione giusta, quest'anno l'abbiamo trovata, è venuta a trovarci, a fare anche un po' di vacanza con la famiglia. Lei gira il mondo, è la prima volta in Sardegna, ne siamo veramente onorati di avere Cheyenne Brown. La chiamiamo? Cheyenne Brown. Come, welcome to Sardinia. Inizia subito lì. Welcome. Sa ricordo che l'entrata è libera, però Pondi e Siri tocca da pagare. Dovreste una pingiata azzurra in entrata, lasciai un'offerta, servi tutto aiuta su festival che si fa pre-share, commenti si intendesi in coscienza, aiuta su festival, potrai a fare questa edizione di Occanno Chieni, dunque ricordai Sindi. Penso che essa sia pronta, dunque cominciamo, spaziesi.
CD which I've brought with me, and hopefully if you have CD players you might want to take a bit of Scotland and Alaska home with you, because the more CDs you might take home with you, the more things from Sardinia I can take home with me. So that was parallel latitudes, and I like the idea of all the parallel latitudes of the globe encircling all of us together. So Scotland, and where I live for the last 22 years, and Alaska, where I grew up, all being encircled, and Sardinia, and all of us encircled in these parallel latitude lines. I'm going to carry on now with a Scottish traditional piece, which is called Ruri Du. It comes out of a very old collection, which was compiled in the 1700s, and the collection is called the Simon Fraser Collection. And I like to take old Scottish pieces and try to turn them into something quite modern. Ruri Du is Gaelic for the dark Ruri.
Thanks very much. I'm going to carry on with a bluegrass set. There's a man credited with inventing the tradition of bluegrass, and he's called Bill Monroe. And it's a bit funny in English because you're not meant to be able to invent a tradition. But bluegrass is actually quite a new thing in America, stemming out of the old time and Americana musics. And so anyway, Bill Monroe wrote this first piece called The Lonesome Moonlight Waltz, and then I will go into a second piece called The Clinch Mountain Backstep.
Thanks very much. I'm going to carry on with another few traditional pieces from Scotland, from old collections. The first one is called Bonnie Prince Charlie, and the second one is called Prince Charlie's Last View of Scotland. And both of these pieces are commemorating a historical era in Scotland called the Battle of Culloden, which happened in the mid-1700s, and it was a very tragic time where most of the Scots were trying to bring back King James to the throne. He had been ousted to France, and they had Hanoverians on the ruling in England, and the Scots were trying to bring back the Catholic King James. And so these people were called Jacobites, and there was a big battle which ended the Jacobite movement at the Battle of Culloden, which is only about 20 miles from where I live. And so the first piece here is kind of trying to show Prince Charlie. He was kind of the figurehead of the Jacobite movement. It was King James's son, Charles. And so the first piece is trying to show Prince Charlie's jubilant mood before the battle. And then in the middle, I've tried to create a bit of a battle scene. And then at the end, Prince Charlie's last view of Scotland was after the battle finished, and Prince Charlie the Jacobites were thoroughly defeated by the Unionists. And Prince Charlie did manage to escape with his life, but he had to run back to France, and he was never in Scotland ever again. So this is his last view of Scotland as his boat sails off in defeat.
Thank you very much. I'm going to carry on with a piece that I wrote called Seals at Rue. And Rue is a place on the west coast of Scotland near a town where I spent about 6 months kind of living part-time, and I was rehearsing with a band. And this band didn't work out. And I'm sure all of you have had work endeavors or family things or some sort of thing in your life that just didn't work out. And it was really hard going at the time, you know, when you have one of these work things or something that's just not working out and you have a bad feeling about it, but you'd keep persevering, maybe for a little bit too long. But in the middle of this stressful time, I was out kayaking on the west coast of Scotland, and I saw these beautiful fat seals glistening in the sunlight. And it was such a moment of calm during this stressful time. So that's what this piece is about, is moments of calm during stressful times. And after that, I'm going to go into a pipe march written for the Highland bagpipes, and it's called Regmore, which is an area of Inverness near where we live.
Thank you very much. I'm just going to play one more piece before we go on to the rest of this wonderful concert. I'm sure you're really going to enjoy everything that comes afterwards. I'm really looking forward to it. But I'd like to give a big thank you to Raul and Ivor for organizing tonight's concert, and also Mario on the sound, and also Federica, who has drove from northern Italy to let me play her beautiful harp tonight. Thank you. And I'd also like to just mention that besides the CD, which is out front and has a few of the pieces I've played tonight, I also have a harp book if you happen to play the harp. It's just only been released 3 weeks ago, so it's very new. And so I'm going to finish off here with a set of Scottish tunes. Thank you.
Thank you, Cheyenne. Awesome, wonderful. Cheyenne Brown, sarpa scozzese tra Scozia e Alaska. E su bluegrass. Toto iscomprendi desse inglese. Aici. Iniziando all'inare, come ti accaba sul festival, l'Associazione Symponia fa partire il corso di inglese. Poco hanno chieni, aici comprendevo tutto, sei a posto. Sul festival dura 2 mesi ancora, infatti 10 mesi che sul programma è carico, che alcune venendo ogni anno, a tipo di amici nostri, su Gianni e Nanda a Risero, risiedono sul premio fedeltà, punti venendo ogni anno, a s'accabata del suo festival, di usare record in taccocerino, usiamo imbriacauso, de cosa bella, vero? E sta cosa bella sì che devo pure con sarpa scozzese. Raul, vieni, presentaci quest'arpa scozzese, scusate, irlandese, un nome difficilissimo, dillo tu per carità. Adesso ci arriviamo. Vabbè, dicevi bene, infatti, che è anche offriamo un corso di lingue gratuito di fatto, no? Come io riesco a capire ormai il sardo, quindi in qualche modo ci si aspetta la comprensione anche delle varie declinazioni dell'inglese, infatti. Però per riassumere un attimo quello, anche al di là non le storie, le spiegazioni magari di tutti i brani, però ho detto una cosa importante, Cheyenne, che ha necessità di fare spazio in valigia per portare un po' di souvenir sardi, quindi fuori trovate i suoi CD e anche un metodo di arpa, una piccola antologia per chi vuole approcciarsi all'arpa eventualmente, così anche come la prossima artista ha portato i suoi dischi, quindi insomma aiutatele a tornare con tanti bei ricordi anche della Sardegna, oltre a quelli che stanno vivendo assolutamente. Arriviamo, 10ª edizione, ci siamo concentrati sull'area celtica, perché dopo 10 anni tutti mi dicevano ma come l'arpa irlandese, la più famosa, conosciuta, eccetera, ancora non l'hai portata, è vero? Abbiamo portato 30 paesi, 5 continenti, di tutti i tipi, ma non avevamo ancora avuto l'Irlanda a essere rappresentata. Abbiamo aspettato, ma abbiamo scelto una delle più rappresentative, se non forse in questo momento anche la più rappresentativa dell'Irlanda, quindi abbiamo fatto le cose bene e soprattutto l'abbiamo riportata in Sardegna, perché lei già è stata qua circa 25 anni fa con il gruppo, invitata dai Gliss, il storico gruppo sardo qua che si occupava, che penso che un po' in sala ci sono, quindi ci siamo fatti un regalo a vicenda e abbiamo l'onore di avere Laoise Kelly stasera con noi. Dovrebbe esserci. Eccola che arriva. Ok. Welcome Liscia. Pronto è su palco Mario? Un minutetto poi vai su cambio del su palco e commenti viene di Raul in forasa dove è un gazebo con tutti i CD dei suonatori, i ospiti che hanno suonato quest'adisi, dunque sa questo puro è un aggiuto, poi l'artista sa posso festival puro che olesi, a cattare magliette, a portare a chiavi e altre cosette, commenti vengono rendi prima che aiuta a mandare innanzi su festival post edizione di Occanno Chieni e dunque sai moi si che uso con sarpa irlandese. Oh, sono molto happy di essere qui. Io non parlo italiano, pardon. Grazie a mia amica Cheyenne. Fantastico music Scozia.
Ok, musica per ballare?
io italiano here. So in Irlanda io parlo inglese, obviously, but anche irlandese, lingua irlandese. Capito? No? Okay, great. Okay, I just speak English. Maybe it's better. Yeah. But so the next piece is in Gaelic. Is galar, crácha, an grá. So galar is the Irish word for disease. Maliata. Yeah. Okay. Crácha is tormented. Tormento. And grá, of course, amore. So il vero amore è Matteo tormento. So nice, easy number. Okay. From 1600. So the same story always. You understand? A little bit sharp. Let's see.
Grazie, molto grazie. Ok. La tradizione dell'arpa in Irlanda è molto lungo, pre-cristiano, and it's very orgoglioso, very proud, very proud. It's the harp is on the money. This is not good, but anyway. There's a nice sound off this one for Sardinia, for the atmosphere and the soul. This is great. So this music is molto antica, and the name is My Lodging's Uncertain Wherever I Go. So il mio loggio incerto wherever I go, vada, no? Yeah. Capito, no? Okay, good. No water.
in Italian. Okay. Glasses. Okay, so the word for lullaby, nina nana. Per adoramento dei bambini. Okay. So the next one is this music. And musica per 10 ragazzi morti in incendio in Scozia. Lavoravano lì nel 1937. Erano della mia isola, where I live, Achill Island, dove vivo. And e possiamo pensare anche ai bambini di Gaza. Ci tutti dormano bene. Grazie.
Oh, very good. Molto bene. My fan. Sometimes I prefer speaking to dogs and the cani e the gatti, yeah, than humans. Okay, I finish with some music per the per mi amici qui Angelica and Paolo, who brought me here to Sardinia 50,000 years ago. we were Giovanni, young. So you believe in the fairies? Les fées? Of course. Yes, of course. Okay. So the first one is a fairy tune, and then reels for dancing.
one music, mi amica Cheyenne. Yes, Returnal. For one together. Woohoo! Talking such shit. So, Irlandese, you start with the Clergyman's Lamentation from Turloco Signor Carolini, and then Irish jig, and then Scottish reel. Right.
Thank you ladies for this wonderful music, wonderful instrument. Ah, ma che? A Casa Saddi non è international. Raul, vieni, ricordiamo le prossime date del vostro festival. Per chi ha piacere di continuare a seguirle, vieni. Dici i prossimi appuntamenti. Prossimi appuntamenti, ci muoviamo da Cagliari, domani sera siamo al MAC, il Museo di Calasetta, il Museo d'Arte Contemporanea, e domenica chiudiamo alle 3:30 invece a Guspini, nel Miniere di Montevecchio, uno scenario meraviglioso, torniamo come l'anno scorso a finire il festival. E domani in un percorso acustico molto suggestivo in occasione dell'inaugurazione della nuova mostra permanente, dell'allestimento di nuovo di quella permanente del Museo MAC, e avremo non solo Cheyenne Brown e Laoise Kelly, ma un terzo artista sempre proveniente dall'area celtica, questa volta dal Galles, ma un grande rappresentante dell'arpa jazz, Benjamin Crafton Griffiths, un altro artista assolutamente imperdibile, che è presente in sala, ovviamente stasera con noi. Ha inaugurato il festival ieri sera al B-Flat, in un bellissimo concerto in trio con Matteo Gallus e Andrea Lai, quindi un incontro tra Sardegna e Galles. Un giovane ma già affermato, e forse uno appunto dei più grandi interpreti dell'arpa jazz al mondo in questo momento. Bene, grazie Raul Moretti, Festival Arpe del Mondo, seguite anche lui. Grazie, siamo tornati a Sardo, seguiamo con Ignazio Cadeddu, de Pires in sala, mi pare che si obbiendi su ciuffo de isso, sta arribendi, bravo maestro Cadeddu, accostando a noi. Bene, bene, a però di essere andato a proprio braveri, Ignazio Cadeddu, maestro Cadeddu, suonatori di chitarra, costruttori di chitarra, etnomusicologo con una tesi a pizzo di sa chitarra, di Nanni Serra, un grande chitarrista. Castellaio era De Virri, Nanni Serra, mica uno grande suonatori a sa moda campidanese, a sa moda sarda, narius. Isso è rocchettaro, però suona finza blues e finza sardo, però non testa si fa intendi. Che stiano in sardo o italiano? Sardo, anda bene. Allora, oggi io lo intende un progetto che devo tende tavai con su chiamano Ivo, ha questionato di Nanni Serra, ed per questo progetto mi sono ispirato e mi ispiro a Nanni Serra con su chi varia con sa chitarra sarda. Della poi un nomanai Sardegna in corde, i testi con Sardegna in corde. Lei con sa chitarra si fa un viaggio in Sardegna a partire da Bascio, da zona Castello, Campidano, a ci arrivare fino a Sagallura, poi due sommari e tocca da piegare questa nave o su traghetto. E quindi ogni pezzo che ha fatto, per esempio, vuole questa zona di anche arriba, di Bruno si lunai, si lo va a intendere questa musica. Già mi su tempo di preparare le chitarre e sei composato. Grazie. Grazie, maestro Cadeddu, concorda questa chitarra. Ne approfittavo se potrei, grazie a tutto il suo staff, tutta questa squadra tecnica, Mario, possa parte tecnica, Jonathan, Enrico, Orietta, che vendendo i CD, dei artisti di oggi, Stefano, internet, i sorri Saddisi che vanno in meris del domo e tutti gli altri. Sicuramente mi sono scaresciuto di qualcuno, ma lui torraus. Come ti sapevo prima, che te i CD che les aiutai artisti ai festival, potevi fare un regalo bello, e te Mario. No, dopo vai su cambio di palco, 2 minuti di pazienza. Crasi sighi su festival, dunque se siete interessati, siamo sempre noi, di 7 mesi, ci tenete una bella squadra, un gruppo di calabresi che va non scetti musica di Calabria, ma musica di tutta Europa, avanti ball folk di Nantissus, e dunque a chi ne piace a Vadai, a chi ne piace da intendi musica
popolari, quasi è una bella di. E Domenico si che uso con su flamenco. Flamenco Marco Aurelio è venuto canno passato pure, ha fatto uno spettacolo a solo, a canno è tornato accompagnato, ben accompagnato con un gruppo di ballatori e di cantatori flamencos, dunque se questo pure a chi ne sta appassionato, Domenico, è bello questo pure. E ta punto Zeus, punto buono? Si conta qualche una cosa, e noi questa cosa è lunga. Ta punto Zeus. Isso Ignazio Cadeddu fai fino a cigar box guitar, vero questo Ignazio? Questa mostra in noi accanto. Scusa, te che andavano a puntini. Questa mostra in noi accanto in via Enrico Totti, il saposenteddu di Enrico Picchiri. Sì signori, affacci di noi due ne su una domo campidanesa che è di Enrico, è domo di Enrico, però è sul luogo anche ho fatto tutto il laboratorio sui corsi di ballo e tutto quanto, questo noi in via Enrico Totti, e questa è una mostra come ti vi accontenti maestro Cadeddu, dei strumenti fatto dei due, perché sono di fai puro, vero questo? Una varica scelta, certo, non tutto. A posto Sessi, ne posso calare adesso Marco? A posto. Maestro Cadeddu.
Grazie. Breve presentazione, giusto questo brano era per creare l'atmosfera del Campidano. Ecco, come ti sapevo promettio, si chiede un sardo. Come ti sapevo promettio prima di cominciare, così adesso sta un viaggio che parte da Savata e Iosa, da Sardegna, e poi ci arriva a Suso, in Gallura. Questo fu un ballo campidanese che portava un vaghetto di notas, piegate del suo concerto di punte organo, e che all'incuda nota furata del suo ballo sardo di Nanni Serra. E poi, se io parlare in Campidano, si vi presento un arrangiamento che ha fatto Deo di una sonata piegata dei Launellas del suo concerto a Fiudedda. Infatti questa è Fiuda Bagadia, però arrangiata dai fatti miei, quindi non da serie Fiudedda, ma da serie sonata a Fiudedda, magari c'è chi conosce di me si scala del suo concerto, si aspetta certe cose, ma Deo l'ha fatta a maniera mia, quindi Fiudedda.
Grazie. Questa era Sonata Fiorella. Tratteniamoci ancora poco sul Campidano e vi riproporrò un'altra suonata sempre tirata, truvi dal sardo, questo è tradotto, tirata fuori dal suo concerto da Mediana PPM. Mario, cambio chitarra.
Grazie, grazie. E questo è sempre dal repertorio delle Launeders. Se avete sentito, ha provato anche in certi punti ad imitare gli effetti delle Launeders. Non è facile, però cerchiamo di avvicinarci. Questa è sempre una chitarra. Allora, per spezzare un po' dai balli, voglio ricordare la Sardegna. Abbiamo musiche da ballo, però abbiamo anche una tradizione di canto a tenore, canto a chitarra, anche dei canti melodici. E io vi voglio proporre il mio arrangiamento per sola chitarra di un brano abbastanza noto, e l'hanno cantato in tutti ormai, sardi, stranieri, continentali. È quello che è stato definito il canto d'amore della Sardegna. Viene in mente qualcosa? Ah, ecco, sì, non potrò riposare, o meglio, adiosa. Vi proporrò un mio arrangiamento per sola chitarra, giusto per spezzare fra i balli, poi andiamo avanti con le musiche danza e ballo della Sardegna. Non potrò riposare. Grazie. Finale da musica classica. Un po' di contaminazione. Bene. Procediamo ora col nostro viaggio in Sardegna. Quindi abbiamo lasciato il Campidano, saliamo un po' verso l'alto, troviamo la Marmilla, la mia zona, ci spostiamo, attraversiamo per salire al centro, passiamo un paese, non è una città, è un paese, Samugheo, l'avete mai sentito nomigare? Sì, bello per il carnevale, eccetera. Lì c'è un brano particolare che è Sarrosciada, e io questo brano l'ho elaborato in un mio precedente CD, appunto con il titolo dedicato a Samugheo, quindi Sarrosciada, proprio da Samugheo, e la ripropongo con la sola chitarra.
E questo era Sarrosciada, classica di Samugheo, che ricorda anche, non so, nel Campidano su ballo dei Sumucadori, ecco, sa poco i movimenti, le melodie sono quelle. Ora continuiamo il viaggio, andiamo leggermente su, qui eravamo nella zona Barigado, continuiamo leggermente più su, arriviamo a un paesello sì, Nughedo Santa Vittoria, se l'avete sentito nominare, lì è venuto fuori anni fa un ballo particolare, lo chiamano Subasso Edrese, oggi è un ballo diciamo abbastanza noto, lo ballano dappertutto nelle piazze, non ha più un'identità da Nughedo Santa Vittoria, ma è diventato un ballo comune grazie alle scuole di ballo. È un brano, a volte risulta molto monotono melodicamente, perché esegue diciamo, la stessa melodia, trasposta poi di una quarta sopra, però sono due movimenti particolari, bisogna vederlo ballare. Se c'è qualcuno qua che sa ballare, potrebbe ballarlo qua davanti. Ecco, siete invitati. Se c'è un numero magari esiguo di persone che vuole ballare, può ballare durante il resto dell'esibizione. Questo è Passo Edrese da Nughedo Santa Vittoria. Grazie, questo era il ballo Passo Edrese. Avete visto queste poche persone, diciamo, che si sono cimentate qua nel ballo, hanno rappresentato bene le due fasi del ballo. Al cambio di tonalità cambia il passo. Ecco, nella prima tonalità un passo, diciamo, lento, e mentre quando c'è il salto di quarta saltella anche diciamo, il ballo. Andiamo avanti, andiamo ancora più su. Arriviamo in Barbaggia, zona c'è un ballo particolare, forse da Mamoiada. Sapete come lo chiamano in gergo? Il passo torrao, si dice che arrivi da Mamoiada, e quindi noi lo prendiamo per buono, però a quanto pare è così. Allora vi eseguirò ora passo torrao.
Questo era Passo Torrao. Spostiamoci poco a poco più verso la costa, sì, un po' più alto di lì. C'è un paese, zona turistica, Dorgali. Lì c'è un ballo particolare che chiamano ballo e schiena, loro dicono eschina, una cosa del genere, comunque ballo di schiena tradotto. C'è la versione ballo e schiena antico e ballo e schiena zirao, che è il più moderno. Allora io eseguirò la versione antica, perché è più semplice, mandroni, ecco, quindi ballo e schiena antica, da Dorgali. Grazie a questi ballerini. Mi sembra di conoscere qualcuno lì, c'è un'aria di famiglia, mi sembra. Ve lo dirò dopo. È di parte, quindi non voglio. Allora, continuiamo il viaggio. Devo chiudere il viaggio. Ok, dai, tralascio. Allora, mi dicono di chiudere perché il viaggio altrimenti diventa troppo lungo, dai. Volevo introdurre un canto, però invece del canto passiamo direttamente al ballo. Siamo arrivati in Gallura, parte alta della Sardegna, e quindi la Sardegna finisce in Gallura e noi chiudiamo il nostro ballo. Quindi ballo particolare della Gallura, lo Scottis.
Grazie, il viaggio termina qua. Grazie per essere presenti, grazie a Symponia per avermi voluto ancora una volta qua. Chiamo qua Ivo. Dai, sì. Allora, grazie a tu, forse, maestro Cadeddu. grazie a voi. I'd like to have here on stage the two ladies that played the harp. In senso corso d'inglese l'ha fatto tu? Certo che da pure. Decidi da pure. No, secondo me da punteggio. The two ladies here, please. Stiamo di dialetto We'll play fiorentino. some jam together. I don't know what we're gonna play, but I know we'll play. Come on stage, I arpistas the two ladies, punti buffando in foras. the two harp players, please. Ho provato decidi di inglese. Decidi che esibi pure, no? Secondo me sta puntando che stiamo di tutto dialetto fiorentino, poi no, non riuscivo che è. Non ci sono. Raul, chiedo aiuto a Raul Moretti, ci doveva essere una jam, Give us però some help. eccoli Ok. che arrivano. The two ladies here on stage. Un applauso, prego, dai. Grazie. Ok, ci sei uso, ci devo fatta. Prova su a fare questo sperimenteggio tra Sardegna, chitarra e arpa, mischiamo le due culture, I tanti tre pezzi culture, da Irlanda, pillo. Scozia e Sardegna. Please sit down. Okay. Welcome on stage. Okay. Yes. Okay. Prova uso, andiamo a avere tanti pezzi da pillo. On key, the keys, on C. The keys, C.
Bravo Zo. Bravissime. Bravo Zo. Toco, no? Bello, interessante. Ignazio Cadeddu, Laoise Kelly, Cheyenne Brown. Thank you. Wonderful. Grazie a... Grazie ai vadatori, spuru. Devo pure mi ci siamo mollato, vago, non metano, tutto da puvaina. Torrò grazie a Carolina, mi dicevo scarescio prima, poi su social media, dunque a gattaisi sa diretta di oggi e desatradisi sul canale Symponia di YouTube e tutte fotografie e appuntamenti sul laboratorio su Facebook, TikTok e ogni stoccata e balla. E se ricordo che in sessida dovresti una pinciata sulla poi sofferta sa i testi torna da ponni che male non ti fai gazebo agattaisi cd librus gadget portachiavi maglietta sa voi aiutai su festival torno grazie fino a Raul Moretti per questo gemellaggio col Festival Arpe del mondo che si è rinnovato anche quest'anno. Grazie Raul per questi artisti meravigliosi che ci fai conoscere. Poi da Serrauso in noi, grazie a tutti, a Crasi, buonanotte.